Euroregione.news. Convenzioni sociali per donne del Medio Friuli. Grazie all'iniziativa dell'Andos, Comitato di Codroipo, con la presidente Patrizia Venuti e Fanny Fabbro, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Basiliano, con l'amministratore di Friulmedica Enrico Musso, davanti al sindaco di Codroipo Guido Nardini, hanno sottoscritto un'importante convenzione. Abbiamo sottoscritto una importante convenzione tra Andos Codroipo e Friulmedica. Abbiamo scelto questa sede molto importante, quindi la sede del Consiglio Comunale di Codroipo, la sala consigliare, perché è un'iniziativa, la prima forse in regione che si fa in questo ambito, e quindi ci tenevamo avesse un cappello molto importante. La sottoscrizione vede coinvolti i servizi sociali ed è stata promossa e incentivata dal gruppo Ambito Donna, quindi riguarda un territorio che è un po' più grande di Codroipo stesso, perché riguarda gli 11 comuni del Medio Friuli e volge a favorire la prevenzione nelle persone seguite dai servizi sociali, in quelle donne che comunque hanno già delle patologie o comunque delle problematiche per cui devono essere seguite dai servizi sociali. Questo fa sì che prevenendo, quindi facendo degli accertamenti preventivi, sia possibile evitare, si può dire così, l'insorgere di eventuali o altre patologie che per persone così fragili potrebbero essere molto più complicate da seguire dopo. Si sta cercando di fare di più, perché queste visite verranno indirizzate a donne che sono in un'età al di sotto di quella prevista dalla regione, insomma. Sono donne molto più giovani, donne che si trovano in condizioni un po' disagiate, per cui vengono individuate dai servizi sociali e facciamo un passo per aiutare queste persone, insomma. Il nostro scopo è questo. Noi avevamo organizzato una marcia organizzata da Ambito Donna, è la marcia Tutti per Lei, e i proventi poi sono stati devoluti a Andos e assieme abbiamo organizzato la destinazione di questo progetto, insomma. Sono orgoglioso perché avviene qui, ma orgoglioso soprattutto perché due realtà importanti come Ambito Donna e Andos collaborano insieme per un obiettivo comune, e questo è un elemento intanto già importante di per sé. Se poi rivolto a delle categorie disagiate che hanno difficoltà per fare prevenzione, è ancora meglio, e quindi mi sembra che in questo ambiente possa trovarsi anche un momento di riflessione, non solo da parte nostra che siamo consapevoli delle cose, ma anche da chi sui servizi sociali in particolare, ma anche sui servizi che la Regione eroga, una maggiore attenzione al concetto che già si fa molto di prevenzione in una fascia che ha sempre difficoltà per accedere poi invece ai servizi. Quindi un grazie di cuore a Ambito Donna e Andos, loro sanno che noi siamo vicini a loro in tutte queste occasioni e lo saremo anche dopo. Friulmedica è aperta da 15 anni, abbiamo sempre avuto un'attenzione verso la prevenzione e verso le persone che non hanno tutte le fortune che avevamo noi. Quindi quando Patrizia che ci conosciamo io credo da 40 anni, no? Da 40 anni mi ha proposto queste iniziative unitamente ai servizi sociali, io non ho potuto assolutamente che condividere questa iniziativa e abbiamo improntato un po' di tempo che ci stiamo parlando, anche perché c'è tutto un aspetto di tipo di carattere di privacy, di procedure e quant'altro, e siamo riusciti a concretizzarlo oggi. Praticamente su segnalazione da parte dei servizi sociali verranno identificati dei soggetti con ovviamente delle problematiche, e verranno avvicinati dai servizi sociali, accompagnati in Friulmedica con una corsia preferenziale in alcuni orari, in alcuni ambiti, e verranno fatte delle attività di diagnostica, soprattutto senologica, con le apparecchiature di ultima generazione che abbiamo da poco acquisito in Friulmedica. Da Codroipo, Marco Mascioli. Euroregione.news.